problema è che è rimasto per anni e anni, è rimasto nel cassetto, perché è stato un desiderio rimasto nel cassetto. Oggi c'è però da studiare una strategia per portare questo sogno del sicilianismo a diventare realtà. Però ai siciliani chiedo di essere più elastici, perché dobbiamo parlare oggi nel 2012 c'è una realtà, quindi per applicare quell'autonomia ci vuole una strategia completamente diversa. Credo che quella dei Forconi sia quella giusta, chiamare all'appello tutti gli uomini di Sicilia che hanno oggi le difficoltà, tutti quelli che non credono che possa passare dalla segreteria, che si possa passare ancora oggi dalla segreteria politica per avere il favore, perché ormai è finita questa festa. Va bene? E allora questo è l'obiettivo. Noi vi chiediamo di farlo, diciamo così, fra virgolette, con noi aprendo anche ad altri, non chiudendoci come il sicilianismo ha fatto per molti anni, attenzione, perché è stato un errore fondamentale del sicilianismo nell'isola, perché è stato quasi una degli uomini, bravo, degli uomini. Oggi dobbiamo aprire, la strategia dei Forconi sia quella giusta, perché l'obiettivo è uguale, identico, rivendicare la nostra sovranità di siciliani. Bravo Mario. Ricordiamo una cosa, che lo statuto speciale è stato approvato il 15 maggio del 1946. I nostri politici, soprattutto quelli siciliani, quanto sono 90-81 parlamentari siciliani, non ci conviene a farlo approvare, per un motivo, perché quando un ministro mi va a prendere 42.500 euro al mese e se c'ha un sovrincarico, e questo lo dice Vittorio Giordano, potete stare tranquilli, e se c'ha un sovrincarico mi va a prendere altri 200.000 euro ogni 12 mesi. Uno solo, non 40. È vergognoso. Che ancora ci sono, non voglio rimproverare a nessuno, che ancora ci sono siciliani che vanno appresso a Berlusconi, a Bersani, a Casini, a Fini. Ma sapete la gente cosa dice? E l'ho sentito. Ma questa gente siciliani che vanno appresso ancora a questi partiti, visto quello che hanno fatto, a che punto siamo arrivati in Sicilia? Che c'è gente più che non si può comprare il disprezzabile, dei militari, signori miei. Allora, possiamo fare intervenire